Buongiorno, si accomodi. Allora, lei è stato chiamato come testi all'obbligo di dire la verità, per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vedete sul banco. Sì, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio, si accomodi pure. Giorgio Puricelli, nato? Nato a Busto Arsizio il 7765. Ed è residente? Sono residente in via Piave numero 1 a Samacario, Samarate. Va bene. Parlando al microfono, risponde alle domande che le faranno le parti. Prego, Avvocato Guarini. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Guarini per Emilio Fede. Senta, lei conosce il mio assistito? Sì. Dove l'ho conosciuto e in che occasione? Credo di averlo conosciuto qualche anno fa ad una cena del Presidente. Ecco, quindi intuisco dalla sua risposta che lei conosce l'onorevole Berlusconi. Immagino che lei, quando dice Presidente, si riferisca all'onorevole Berlusconi. Sì, assolutamente sì. Ecco, da quanto tempo conosce l'onorevole Berlusconi? L'onorevole Berlusconi lo conosco dal 1996 e ho iniziato a lavorare con lui in maniera costante dal 99. Lavorare con lui in quale veste? Come fisioterapista, lo seguo per quello che riguarda la parte riabilitativa o la parte preventiva delle patologie. Ed è ancora la sua professione attuale? Sì, assolutamente. Senta, lei ha detto di aver partecipato a delle cene a casa dell'onorevole Berlusconi. Erano cene di natura conviviale o erano cene d'altro tipo? Erano cene di natura conviviale, classiche cene. A noi interessano le cene dell'estate del 2010. Le do un arco temporale, primavera-estate 2010. Sì. Cominciamo di lì. Lei ha frequentato la residenza dell'onorevole Berlusconi? Sì. Quale? Dunque, normalmente durante l'estate ci si muove tra la Sardegna, Arcore, Arcore e la Sardegna, sì. A quante cene ha presenziato, grosso modo? Praticamente durante l'estate quasi a tutte, perché faccia conto che durante l'estate inizio ai primi di agosto a stare con lui e poi finisco ai primi di settembre. Ho capito. Senta, lei ha avuto modo di conoscere Ruby? No. Non l'ha mai incontrata? Almeno credo di no, nel senso che a queste cene c'erano diverse ragazze e non me la ricordo. Quindi nessuna si è presentata a lei dicendole buonasera, mi chiamo Ruby? No. No. Senta, e invece conosce Ambra Battilana e Chiara Danese? Ambra Battilana e Chiara Danese, sulla base di quello che ho detto sui giornali, credo siano due ragazze che abbiano partecipato alle cene. Ecco, e ricordi autentici e non invece legati ad articoli letti, che cosa ricorda di queste due ragazze? Le ha riconosciute dopo, ma ha un ricordo, diciamo, quello che è accaduto quando le ha detto ecco. Dai giornali ho capito che. Sì. Ecco, adesso tenga da parte quello che ha letto sui giornali e ci dica quello che ricorda del momento in cui le ha conosciute. Sì, allora, tornando indietro nel tempo, facendo mente locale, sono due ragazze che credo appunto abbiano partecipato alla cena del 24, la cena quella in cui appunto si parlava sui giornali. Ricorda il mese? Lei ha detto 24, allora era per... Ha detto il 24 ma non ci ha detto il mese, parliamo del 2010, ma siccome la domanda riguarda la primavera-estate del 2010, il 24 di quale mese? Penso di agosto. Allora, Sì, agosto. è provato che la cena in questione fu quella del 22 agosto, voglio dire, cambia poco, però Okay, insomma, ecco. Senta, chi era presente a quella cena, lo ricorda, a parte Ambra e Chiara? Dunque, allora c'era Emilio Fede, c'era il Presidente, c'era Mariano, quello che faceva musica, non ricordo se c'era Picella, poi c'erano diverse altre persone, c'era Maria Rosaria Rossi, saremmo stati, penso, 15 persone, 20 persone, 15-20 persone.
Ci racconta la cena? Ci dice come si è svolta? Come tutte le cene, nel senso che inizialmente si mangia, dopodiché il presidente inizia a raccontare barzellette o a cantare delle canzoni. E durante la cena, a parte le canzoni, vi furono anche spettacoli, balli, intrattenimenti? Ricorda qualcosa durante la cena? Per il momento siamo... No, durante la cena no. Durante la cena no. Dopo cena cosa accadde? Dopo cena credo che siamo scesi, come spesso accadeva, giù nella taverna. Ci descrive questa seconda parte della serata? Ci dice come si svolse? Dunque, se non ricordo male, era abbastanza tardi, perché dovrebbe essere stato la cena dopo cena dopo la partita del Milan. Quindi Mariano, Danilo, il cantante, ha fatto un po' di musica e poi è finita la serata. Ricorda se vi fossero ragazze travestite? No, travestite no. Hanno ballato ma non erano travestite. Ricorda se qualcuno in particolare fosse vestita da infermiera? No, quella sera lì no. Non lo ricorda o lo esclude? Non lo ricordo. Non lo ricorda. Senta, ricorda, dunque, in quella seconda parte della serata ci furono delle danze. Sì. Ebbe modo di notare qualcosa durante le danze? No, danze, le danze che si fanno in discoteca, insomma, con musica dance. Vi furono spogliarelli o spettacoli di tipo erotico? No. Non lo ricorda o è un no che lo esclude? È un no che lo esclude. Senta, in maniera ancora più diretta le chiedo, lei ebbe modo di notare atteggiamenti di tipo sessuale tra Emilio Fede e le ragazze? No, lo escludo. Questo sia durante la cena che nella seconda fase in discoteca, cioè lei esclude per tutta la serata questo tipo di attività? Sì. E rispetto al Presidente, all'onorevole Berlusconi, ebbe modo di osservare scambi di natura sessuale tra il Presidente e le ragazze? Non ci fu nessuno scambio di natura sessuale. Va bene. Senta, ancora più diretta, vide dei toccamenti tra la signora Minetti e l'onorevole Berlusconi, allora Presidente? No. Sappiamo, perché lo sappiamo, è un dato certo, che un cameriere durante la cena mise in tavola una statuetta di Priapo, un dio della mitologia greca, non credo di doverglielo spiegare, che è noto per la lunghezza del suo pene. Sì. Mi sembra, come si è imposta la domanda, che la domanda sia suggestiva, perché dice sappiamo. Se mettiamo sul sapere, noi sappiamo anche altre cose che però qui vengono escluse, quindi io vorrei che il difensore faccia la domanda se c'era o non c'era la statuetta, perché si dà per presupposto che la statuetta non c'era. Noi dobbiamo fino all'ultimo momento dubitare anche dell'esistenza della statuetta. Va bene, siamo agnostici. Vogliamo fare gli agnostici? Facciamo gli agnostici, va bene, sarà un atteggiamento più agnostico. Ricorda se qualcuno mise in tavola una statuetta durante la cena o un oggetto particolare? Sì, venne portata una statuetta particolare divertente che aveva una natura esagerata, allora, diciamo così. Ci descriva come era fatta e chi l'ha portata. Allora, l'ha portata un cameriere e che mi ricordi era una statuetta nera, alta più o meno così, con appunto, si toccava, non so se da qualche parte la statua e usciva questa natura... Il pene grosso. Sì, esatto. Okay. Ecco, che questa statuetta rimase ferma in tavola, cosa accadde? Ha un ricordo legato a questa statuetta? Niente, la schiacciarono 2 o 3 volte mentre tutti ridevano a tavola. E come la schiacciarono e basta o qualcuno fece qualcos'altro? No, l'azionarono per far vedere il pene che usciva.
Quando lei dice la, a chi si riferisce? La azionaria? Il cameriere. Ah, il cameriere. Quindi nessuno degli ospiti diciamo così, l'ha presa in mano per giocarci? No, non mi ricordo, no, non credo, insomma. Senta, lei ricorda se durante la cena qualche ospite ebbe un malore, si sentì male, ha un ricordo? No, questo no. Questo no. No, durante le cene c'è sempre tanta gente che si alza, che va, che viene, quindi magari qualcuno anche non si è sentito bene e magari si è appartato, non lo so. E tornando per un attimo alla seconda fase, quella della discoteca, erano presenti Ambra e Chiara in quella seconda fase? So che poi lei le ha riconosciute attraverso i giornali dopo, ma sommando in qualche modo le informazioni, Non ha saprei. recuperato qualche ricordo di No, quella non serata? saprei, non saprei. Conosce Melania Tumini? Non saprei, nel senso che magari se la vedo la riconosco, ma non se... Non riesce a collegare il nome a un volto? No. Ok. Carlo Rossella? No, Le è mai capitato di essere presente a cena a casa dell'onorevole Berlusconi con Carlo Rossella? Magari no. senza parlare con Carlo Rossella e scoprendo dopo? No. Lei ricorda di aver partecipato a qualche cena a settembre 2010? A settembre 2010 credo di no, potrebbe essere qualche cena all'inizio del settembre 2010, perché sono andato in vacanza ai primi di settembre, dopo che avevo fatto 35 giorni o 40 giorni col Presidente, e dopo so che il Presidente non mi ha più chiamato, penso per una quindicina di giorni. Ricorda la prima cena di settembre a cui lei partecipò? All'inizio di settembre, intende lei? Se partecipò a una cena all'inizio di settembre, Sì, allora, sicuramente l'1, il 2 e il 3 ho fatto cene col Presidente, sicuramente, perché poi mi ricordo bene che il 4 ero partito in vacanza. Dopodiché credo di non aver fatto più cene per il mese di settembre e di essere andato ad ottobre. Risulta dalle intercettazioni telefoniche che lei era presente la sera del 19 settembre 2010, dove però risulterebbero presenti anche Melania Tumini e Carlo Rossella. Io questo non me lo ricordo, io lo escluderei, non ho mai incontrato Carlo Rossella. Quindi non ha un ricordo di quella serata né tantomeno di No, zero, proprio zero. Senta, conosce Iman Fadil? Iman Fadil non la conosco, può darsi che guardandola la riconoscerei. Ricorda di aver partecipato a settembre ad una cena sulla residenza al lago del Presidente? Sì. Cosa ricorda di quella serata? Ci dice chi c'era? Allora, quella serata dunque c'era Nicole Minetti, il sottoscritto, c'era Danilo, poi c'era una ragazza che abita lì al lago, Lisa, c'era Barbara chi? Bionda, Barbara Fagioli, e poi c'era una ragazza del Montenegro, Caterina. Senta, in relazione proprio a quella serata, ci dice chi fece gli inviti e chi scelse le presenze quella sera? Allora, io mi ricordo bene di quel giorno perché era il giorno in cui era il giorno precedente alle vacanze. E appunto, siccome dovevo partire presto, avrei dovuto tornare prima, invece poi c'è stata una variazione, sono andato al lago, e mentre andavo al lago so che ho ricevuto una telefonata di Emilio Fede che mi chiedeva di venire alla cena e che avrebbe portato delle amiche. Dopodiché, durante la giornata, ho ricevuto degli SMS di Nicole Minetti che mi chiedeva di venire con delle amiche, o con Barbara, forse con un'amica, sempre lì alla residenza del lago. Ma lei da chi fu invitato? Io sono sempre col Presidente, quindi lo seguivo.
Quindi fu il Presidente stesso a comunicarle. No, il Presidente si è spostato al lago perché era mezzogiorno e si è spostato al lago e si è recato al lago in elicottero. Io invece l'ho raggiunto in auto con tutte le apparecchiature. Senta, ci racconta anche quella serata. Posso interrompere? Io non ho capito bene. Riceve degli SMS da Nicole Minetti che le dice... Che mi dice se può venire quella sera lì al lago a fare la cena. Ma le amiche le portava Nicole Minetti o doveva portarle lei? Per questo non avevo capito. No, io non porto mai nessuno. Quindi era Nicole Minetti, se poteva Sì, venire con un'amica, con un'amica. Okay. che credo fosse Barbara. Ok. Ci racconta la serata, ce la descrive? Sì, dunque praticamente la serata è iniziata, credo, verso le 9:30, 10 e abbiamo pranzato, poi è stata fatta un po' di musica, poi dopo la ragazza del Montenegro, Caterina, non si è sentita bene e verso mezzanotte è arrivato Emilio Fede. A quel punto io, siccome avevo l'aereo dopo 3 ore, sono andato. Senta, ci sono delle intercettazioni telefoniche tra lei e il mio assistito che precedono proprio quella serata. Sì. Ce ne sono almeno un paio del pomeriggio del 4 di settembre. Ok. Ricorda che cosa le disse il mio assistito e quale fu l'oggetto delle vostre conversazioni? Allora, lui mi chiese se poteva venire a questa cena e che probabilmente c'era anche, se ricordo bene, una ragazza, forse una, che sarebbero dovute arrivare a questa cena. Però c'erano dei problemi di logistica, nel senso che non so se questa ragazza veniva con lui o sarebbe arrivata col treno e quindi gli ho detto guarda, se c'è bisogno ci adoperiamo noi per andare a prenderla. Ho capito. E non ricorda il nome di questa ragazza? Potrebbe essere una ragazza il nome adesso mi sfugge, forse una ragazza di Torino può essere? O di Piemontese? No, non lo so, non mi ricordo. Non la ricordo. Senta, nel corso di questa telefonata ne leggerò alcuni passi e le chiederò di chiarirceli, insomma, sì. Quelli che almeno a mio giudizio sono più significativi. Parto da quelli meno significativi per poi salire di livello. A un certo punto il mio cliente le chiede: ma chi viene? E lei dice: penso che siano le stesse persone che erano a tavola con noi ieri sera. Chi sono? A chi si riferiva? Non mi ricordo, non lo so, cioè alle cene c'è talmente tanta gente, quindi non saprei, adesso anche se faccio mente locale non mi ricordo. Non lo ricordo. Poi in un passaggio successivo lei dice, il mio cliente le comunica che appunto sarebbe arrivato tardi da Venezia per un impegno professionale e lei dice: beh, secondo me se devi arrivare a mezzanotte la serata è già andata, perché io vedo che lui ha tanto piacere quando ci sei tu, per tenergli compagnia e per sostenere la battuta, hai capito, sostenere la serata. Cosa intendeva dire? Sì, allora è chiaro che normalmente la serata viene monopolizzata dal presidente di base, con barzellette e con canzoni. È chiaro che di tanto in tanto durante la serata ci sono delle pause che vengono riempite o dalla musica di Danilo o con l'intervento di qualcun altro. Chiaramente, essendo il dottor Fede quello che è diciamo in maggior confidenza con il Presidente, interviene per magari dire qualche aneddoto o per tenere viva la serata, insomma, per non lasciare dei buchi. Ho capito. Nel proseguo della stessa conversazione, a un certo punto il mio cliente dice: sì, poi non so se portare, non gli ho chiesto se vuole che porto questa qui, perché a lui gli piace questa qua. Allora credo che sia appunto come si chiama? Questa ragazza piemontese, non mi ricordo più come si chiama. Se magari mi aiuta. No. Roberta si chiama, ecco, Roberta. Se è quella che penso io. Può essere Roberta Bonasia? Sì.
penso di sì. Senta, lei dice sì, molto, gli piace. Questa è la risposta che dà lei al mio cliente. E poi il mio cliente aggiunge, vorrei fargli capire che non è la mia donna, capito? Sì. Ci può spiegare il senso di questa conversazione? Perché Emilio Fede ha fatto questa precisazione? Sicuramente... Sì, allora questa ragazza Roberta è sicuramente una ragazza carina e probabilmente c'era una certa attrazione da parte del presidente, o comunque diciamo più di attrazione, una certa attenzione nei confronti di questa ragazza. Quindi diciamo per corteggiarla? Sì, credo di sì. In questo senso? Credo di sì. Quindi se ho inteso bene, perché poi il mio cliente è stato ancora più diretto, io ho messo le parti meno eleganti, l'espressione usata dal mio assistito, lei dice ho capito, comunque insomma voglio dire è una carina, è una che anche ieri sera poi mi diceva che è una che non è mai oltre misura, è una che sa stare al suo posto. Sì, nel senso che non è mai eccessiva anche nel fatto di presentarsi, magari con la voglia di continuare a cantare o a mettersi in mostra. Quindi diciamo, provo a capire meglio, cioè questa premura del mio assistito che viene a lei comunicata, la porto perché questa qui gli piace tanto, però vorrei fargli capire che a me non interessa, ma perché poteva appunto, come ha detto lei, esserci un'attenzione del presidente e quindi il mio cliente voleva evitare che si creasse qualche malinteso su una sorta di competizione maschile che a volte è un po' goliardicamente sì, penso di sì. dalle cene. Sì, penso di sì. Possiamo dare questo senso? Sì. Era questo il senso? Sì. Senta, ricorda se questa ragazza arrivò con Emilio Fede o arrivò prima? Allora le dico, non so, adesso non mi ricordo se lei era presente a quella cena, forse sì, forse no, non metterei la mano sul fuoco perché appunto le dicevo prima, le ragazze che mi restano in mente di quella sera lì sono quelle che ho citato prima, forse c'era anche questa Roberta, però non metto la mano sul fuoco. Non è sicuro di No. questo? Risulta sempre dalle intercettazioni, non faccio una formale contestazione, lo leggo per il momento, lei dice sì, poi a lui gli fa piacere, lei sa tutto di calcio e quindi però gli posso dire che posso mandare avanti lei, e lei risponde Emilio Fede e dice beh, alla fine comunque può essere anche una mia amica, voglio dire, si siede al tavolo vicino a me, facciamo serata, se vuoi mandarla avanti, volendo la posso andare a prendere anch'io. Questo pezzo le suggerisce altri ricordi, le evoca altri ricordi? No. Quindi lei non ricorda di essere andato a prendere qualcuno? No, non sono andato a prendere nessuno. Va bene. Sempre nella medesima conversazione, a un certo punto Emilio Fede dice ci sentiamo nel pomeriggio, io quindi posso anche chiamare e dirgli senti ho questa cosa, però se vuoi portare anche quella, ma poi che ci fa sapendo quell'altra così gelosa? Di chi parlate? Chi è la gelosa? Credo che la ragazza gelosa sia Caterina. Ecco, Caterina, ricorda il cognome di questa Caterina? No. Senta, ma poi lei aggiunge, sai, tanto fa serata e le altre due tanto non lo mollano un secondo. No, quindi eventualmente sta qui con me, chiacchieriamo, parliamo, ridiamo, scherziamo. Ma mi faccia capire, quindi la presenza di queste ragazze era legata ad una sorta di intrattenimento oppure a un intrattenimento di natura sessuale? Cioè, No, assolutamente no. Ci spieghi il senso di questi No, scambi? assolutamente nessun intrattenimento di natura sessuale, si faceva semplicemente serata ridendo e scherzando, con appunto questa ragazza Caterina che poi si è sentita male quella sera lì, probabilmente anche per un eccesso di gelosia. Quindi lo stare addosso di cui parlate che cos'è? Stare Le addosso- stanno addosso. Non lo mollano mai.
Le stanno Non addosso, mollano mai. sì, le stanno addosso nel senso che tutte cercano di essere lì, cercare di mettersi in mostra e di far vedere che sono più brave a recitare piuttosto che più brave a raccontare una storia, piuttosto che cantare una canzone o magari ballare. Ok. Senta, sempre nella medesima conversazione, il mio cliente dice: esatto, incuriosisce me ne frega niente, cioè c'è il problema delle altre due, ma secondo me le altre due già confabulavano forse per mischiarla, perché per me le altre due avrebbero anche voglia di fare ménage, questa è l'espressione che viene utilizzata, ma la parola ménage si riferiva A ad cosa? A cosa? cosa? Sì. Io credo che si trattasse di una battuta, ma il riferimento è ovvio, penso a tutti, insomma, a qualcosa di natura sessuale. Lei l'ha interpretata così? Inizialmente pensavo fosse una battuta, però ho dato una lettura di questo genere. Ma ecco, questa lettura, perché lei fino adesso ci ha detto, in realtà la partecipazione di queste ragazze era legata semplicemente a fare immagini, a fare spettacolo, a fare intrattenimento. Perché invece questo passaggio lei lo interpreta così col senno di poi? O No, lo interpreto così, in nel quel momento lo interpreto sì, così? No, lo interpreto così nel senno di poi, nel senso che poi dopo ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita. Questa è una legittima affermazione e pensiero, però quello che vogliamo capire Sì. è che interpretazione lei ha dato di questa parola ménage, e la domanda dell'avvocato è precisa: come mai, visto che lei ha detto l'ho interpretata con una valenza di tipo sessuale, ecco, come mai, sulla base di quali elementi ha dato questa interpretazione? Beh, secondo me, appunto, ripeto, era una battuta. Ménage è inteso come il fatto di stare insieme? Sì. Ok. Ma lei sa se poi questo accadde? No, non ho la minima idea. Ecco, la ragazza che sarebbe dovuta essere coinvolta in questo ménage, Sì. chi era? Potrebbe, non lo so, potrebbe essere, non lo so, l'invitata di Emilio Fede, non lo so. L'invitata di Emilio Fede, di cui continuo a non ricordare il nome, nonostante... No, forse Roberta, non lo so. Roberta, Forse era Roberta. Vabbè. Senta, allora... C'è una seconda conversazione che intercorre tra lei e il mio assistito, sempre nel pomeriggio, che precede la serata del 4 settembre a Lesa. In questa conversazione parlate sempre dell'invitata di Fede. A questo punto le contesto che è lei stesso a qualificarla come Iman. Quindi nella conversazione lei parla di Iman Fadil. E nel corso di questa telefonata lei passa il telefono al presidente, che parla direttamente con Emilio Fede. Sì, penso di sì, sì, perché eravamo appena rientrati dalla gita al lago, sarà stato verso le 6 di sera, una roba così. Ci racconta il contenuto di questa telefonata? Non lo so, perché normalmente quando il presidente telefona, nel limite del possibile cerco di allontanarmi. Ecco, quindi lei non ha ascoltato che cosa ti dissero in quel momento Emilio Fede e il presidente? No, non credo. Senta, vi fermaste a dormire lì oppure finita la cena e il dopo cena ognuno rientrò? Allora, che io sappia, finito io andai via verso, credo, mezzanotte e mezzo. Penso che qualcuno si fermò lì a dormire. Sa chi? Ci può dire chi?
Allora, credo che si sia fermata a dormire Nicole Minetti perché mi aveva mandato un SMS chiedendo se poteva fermarsi a dormire o forse ero io che gli avevo detto che forse poteva fermarsi a dormire, però non ne sarei sicuro. Credo che si sia fermata a dormire Caterina e poi non lo so, altri non lo so. Non lo so. Senta, ma come mai rimasero a dormire lì, per quel che ha a sua conoscenza? Cioè era una prassi rimanere a dormire lì, nel senso che il Presidente... Mi pare che non abbia affermato che sia, penso ha detto che siano rimasti lì. Sì, quindi, allora la facciamo... Un po' più... Sa se era accaduto che la Nicole Minetti si fermasse a dormire presso una delle residenze dell'onorevole Berlusconi? È così? Va bene? Sì, non so se si è fermata a dormire, non lo so, non ho idea. Né quella volta né in altre occasioni? Io normalmente no, credo di no. Okay. A prescindere dalla posizione di Nicole Minetti, ma in generale il Presidente metteva a disposizione le camere agli ospiti che intendessero fermarsi facendo magari tardi, c'era questa disponibilità? Sì, c'era disponibilità anche perché se sei al lago devi rientrare su Milano e magari la cena finisce a mezzanotte e mezzo, la 1 o le 2, hai un bel po' di strada da fare per rientrare. Perfetto. Senta, in generale, ma lei ha detto alle cene riceveva l'invito diretto del Presidente, ma esisteva un gruppo, diciamo così, ristretto che il Presidente invitava con regolarità, cioè c'era un numero di presenze fisse? Beh, diciamo che Nicole Minetti, che l'ho vista abbastanza spesso, Barbara Fagioli l'ho vista abbastanza spesso, anche Lisa è venuta qualche volta. Sì, c'erano delle ragazze che più spesso erano presenti a cena, sì. Ma il Presidente vi dava la possibilità poi di estendere gli inviti ad altre persone? Ma vi dava, io non lo so, nel senso che queste persone io le trovavo a tavola, finito il trattamento, facevo la doccia, arrivavo a tavola, c'erano queste persone. Sì, però nelle telefonate che ha ricevuto, sì. No? Sia Emilio Fede che Nicole Minetti sì. le chiedono sì. se possono portare altre persone. Esatto, sì, chiedono a me perché era l'unico presente praticamente con il Presidente lì al lago, quella sera lì, e quindi avrebbero dovuto, siccome non potevano parlare col Presidente, hanno chiamato me per tramite. Va bene, quindi fungeva solo da tramite rispetto, ok. Io per ora non ho altre domande. Prego, pubblico ministero. Ah già, è vero, è anche teste, sì, è anche teste, chiedo scusa, no, siete in esame, è vero. Mi era sfuggito, sì. Buongiorno. L'avvocato Pantano per Nicole Minetti. Per la verità anche l'avvocato Maris l'aveva indicato come, cioè l'avvocato Avanzi l'aveva indicato come teste. Sì. Indicato, quindi rinuncia all'esame? Va bene, allora andrà in controesame, prego. Sì, le volevo chiedere, lei da quanto tempo esattamente partecipava alle serate, non dalla conoscenza? Beh, praticamente da moltissimo tempo, perché faccia conto che io lavoro col Presidente dal 99 e quindi quando sono in vacanza con lui o a Natale e a Pasqua sono sempre con lui, mi tiene sempre sia a pranzo che a cena con lui. Sì, ecco, senta, questa tipologia di cene di cui si è discusso oggi, lei da quanto tempo le ha potuto avere modo di verificare che c'erano? Cioè cene con le ragazze, dice? Sì. Saranno conviviali del tipo che si è detto, descritto. Saranno intorno al 2009-2010. Non prima. No, forse anche prima, sì, forse anche prima.
Magari quando eravamo in Sardegna c'erano delle cene che venivano fatte con tante persone che venivano invitate. Senta, invece lei ricorda in quale occasione conobbe Nicole Minetti? Ma credo che Nicole l'abbia conosciuta ad una delle cene del Presidente. Non so in quale occasione, in una di queste Si cene. ricorda più o meno l'anno, il periodo? Sarà stato il 2010, inizi 2010. E non l'aveva mai vista prima, evidentemente, in nessun'altra occasione. No, si no, ricorda? no, non mi ricordo. Senta, e per quanto riguarda invece la cena del 4 che avete poco fa ricordato. Sì, La cena del 4 avete fatto, si sono fatte una serie di domande a proposito di taluni messaggi. sì. Lei ricorda il tenore di questi messaggi? Ve lo devo fare così prima la domanda per correttezza. Ma credo che Nicola mi abbia mandato dei messaggi per sapere se poteva venire al lago. Ma ne ricordo il tenore, se non glieli contesto, ce li ho qua, cioè glieli contesto. Glieli legge. Sì, se me li legge mi fa la ringrazio. Allora, il primo messaggio, almeno da quelli che ho rilevato io, ci dovrebbe essere un messaggio alle 13:30, utente dal quale parte il messaggio è la signora Nicole Minetti, l'interlocutore, cioè chi giunge il messaggio è lei. Gio, ma secondo te il Presidente vuol fare qualcosa stasera? Perché ieri mi aveva detto forse sì, giusto per capire. E lei risponde, siamo al lago nel pomeriggio, secondo me dorme lì, c'è Caterina la gelosa, per me facciamo come ieri sera, cena a 5 persone. Sono questi i messaggi? Sì, sì. Il giorno prima cosa era successo? Se lo ricorda, Il giorno prima abbiamo fatto una cena probabilmente con 5 persone, non me lo ricordo, ma probabilmente eravamo in 5 anche la sera prima. Probabilmente anche con Caterina. Ricorda cosa era successo, qualcosa di particolare? No, però con Caterina insomma c'è sempre un po' di attrito. Quello di cui si diceva appunto prima. E allora poi sempre Minetti che parte col messaggio, il messaggio è quello delle 15:23, ok dai, prova a convincerlo a fare qualcosa stasera, così lo tiriamo un po' su di morale, ho provato a chiamare ma non risponde. Esatto. Quindi le chiedeva di convincerlo ad organizzare una cena insieme sì. ad altre persone. Lei risponde, poi gli parlo e ti faccio sapere, erano le 3:23 del pomeriggio. Poi c'è una chiamata senza risposta. Poi c'è un messaggio che non ho capito, dice chiamano, dovrebbe partire da Nicole Minetti e giungere a lei, però non si capisce. Poi, ed è delle 17:02. No, allora chiama perché credo che fossimo in giro sul battello, sul lago, e quindi quando scrivi veloce probabilmente chiama, è partito chiamalo. Ho capito. Poi, a proposito dell'invito, della richiesta di invito della Minetti di venire con un'amica, c'è questo messaggio che secondo me è un po' più preciso, che è delle 17:09. Il RIT è il 3053 con utenza dalla quale parte il messaggio è quello della signora Minetti e dice ho sentito Barbara. Sì. Mi ha detto che si va al lago, ho il telefono scarico, se rispondo mi si spegne. Quindi la notizia che si andasse al lago arrivava da Barbara. Era quella la notizia, cioè la cena a cui si riferiva il messaggio, era quella di quella sera? Penso di sì, nel senso che Barbara avrà chiamato qualcun altro gli avrà detto guarda che c'è la cena e... Lei per caso ha saputo chi ha chiamato Barbara? Non ho idea. Quindi la notizia della cena arrivava da Barbara, non dalla Minetti. La Minetti aveva chiesto a lei se Sì, sono cena. sì, esatto. Poi, non so chi
chiama e chi risponde, vediamo se me lo dice lei, che non lo capisco, è da 170957. Ok, coordinati con Emilio Fede. Sì. Potete venire qui se volete, probabilmente è lei che lo scrive. Cosa Sì. voleva dire più chiaramente con questo messaggio, se ha da aggiungere qualcosa a quello che c'è scritto? Beh, mi aveva chiamato all'inizio del pomeriggio il dottor Fede, dopodiché Nicole Minetti mi chiede di venire, e dico mettetevi d'accordo, se venite da Milano venite tutti insieme, o vi mettete d'accordo per venire al lago. Ecco, poi dice, insomma, allarga l'ospitalità, dicendo potete dormire qui se volete, Sì. nel senso che estende l'invito. Questo significa che estende l'invito anche alla possibilità, ove lo ritenessero gli invitati, di restare lì per la notte. Sì. Ok, fantastico, grande Joe, la ringrazia per questa interlocuzione. Però poi le riscrive la signora Minetti alle 18:51 minuti e 52 secondi. Joe, ma lui ti ha detto di invitarmi? Punto interrogativo. Non vorrei fare l'intrusa. Sì. La signora Minetti non era sicura di essere stata invitata, apparirebbe da questo messaggio, e chiedeva conferma a lei. Sì. Lei risponde: no, vieni tranquilla, tu e Barbara. Mi pare. Sì, sì, sì. Dica lei se da questi messaggi possa trarre quello che è uscito fuori poco fa, che fosse la signora Minetti a invitare altre persone e non banalmente, più No, semplicemente. ma Nicola è una ragazza che fosse discreta. lei. Nicola è una ragazza discreta che non vuole dare disturbo, quindi chiaramente chiede conferma di poter venire alla cena. E chiede a lei di poter essere invitata Esatto. dal Presidente, Sì. per sé. Non per Sì. lei. Della statuetta si è parlato. Ecco, c'è un'altra serata in cui lei da riscontri telefonici sembrerebbe essere presente e della quale devo chiedere conferma, Sì. adesso che questo sia vero. Il 19 di settembre, lei mi pare, se non sbaglio, che il 4 di settembre sia partito per un viaggio. Esatto. Ricorda quando è rientrato da questo viaggio? Ho fatto una settimana in vacanza e quindi 4, 7, 11. L'11, Sì. quindi è verosimile che il 19 abbia partecipato alla cena, se era tornato, ma io voglio sapere se è vero che ha partecipato, se è verosimile non ci serve. Allora, sempre appreso dai giornali, ho letto che in questa cena c'era il dottor Rossella e me ne ricorderei, nel senso che è una persona importante. Io non ricordo di aver mai fatto una cena con il dottor Rossella. Bene. Quindi anche il tema Palese e non ho altre domande, Presidente. Grazie. Va bene, allora visto che l'altra difesa ha rinunciato all'esame, il pubblico ministero può andare in controesame, prego. Dottor Puricelli, buongiorno. Buongiorno. Pubblico ministero in controesame. Con calma. Senta, dottor Puricelli, lei è un medico? No, sono un fisioterapista. Un fisioterapista che segue il presidente Berlusconi da molti anni. Sì. Ho detto. Ma lei abbia pazienza, le farò delle domande cui lei dà per scontata la risposta perché l'ha già data, però questo è un altro processo. E lei è anche consigliere regionale, o lo è stato? Sono stato, non più. Non è stato, non si è ricandidato, Non mi sono ricandidato. non si è ricandidato. Quindi attualmente non riveste una carica elettiva nazionale, No, no, o regionale, comunale, provinciale. Libero professionista. Libero professionista. È stato consigliere regionale del PDL, Sì. certo, nella passata consigliatura. Sì. Quindi collega di Nicole Minetti, Sì, esatto. dello stesso Nella stessa partito, legislatura. della stessa legislatura. Perfetto. Non a legislatura. Benissimo. Senta, lei ci ha spiegato per la verità in maniera molto precisa
che segue il Presidente per le sue ovviamente ordinarie e normali esigenze fisioterapiche, insomma, comunque fatti del Presidente, e si ferma alle serate sempre in quest'ottica di supporto, diciamo, fisioterapico? No, mi fermo alle serate perché siccome il giorno dopo lavoriamo, normalmente facciamo 2 sedute al giorno di fisioterapia, di cammino, di nuoto, tutto, e preferisco dormire lì a casa del Presidente in modo tale che non devo continuare a fare la strada avanti e indietro. Benissimo, anche perché lei sta a un'ora di strada. A un'ora di strada. Ma mi permetta, non ho capito, ma questo solo in concomitanza con le serate intese come cene, eventi, o tutta la settimana lei dorme a casa del Presidente? Se faccio le vacanze con lui, faccio tutto il mese a casa del Presidente. Benissimo, benissimo. Quindi sostanzialmente nel corso degli eventi che le sono stati ricordati dalle difese, lei si è fermata a dormire a casa del Presidente. Sì. Quindi anche il 22 agosto. Anche il 22 agosto. Ecco, lei nega, non se lo ricorda, voglio dire, la serata del 19 settembre, però normalmente lei rimane a dormire a casa del Presidente. Ecco. Lei arriva a fine serata o c'è un momento in cui lei lascia la serata ancora in corso e va via e si ritira nelle sue stanze, nella sua stanza? Allora, normalmente arrivo a fine serata, però normalmente la serata si conclude con una tazza di camomilla, una tazza, quando si arriva lì io poi vado a dormire. Ecco, lei va a dormire. Senta, lei, non so, ha motivo di assentarsi quando è a tavola per colloqui privati che le può avere? Sì, magari con mia moglie, sì. Magari fuma, no, non fuma. Quindi normalmente sta seduto a tavola? Sì, normalmente sto seduto a tavola per educazione. Ecco, questo lo davo per scontato. La ringrazio di averlo detto perché normalmente si fa così. Senta, le volevo chiedere, la serata del 22 agosto, dottor Puricelli, ascolti, le sono state fatte una serie di domande su questo Priapo, l'omino, lei ha sorriso, si schiacciava la testa e usciva questo scherzo, diciamo così, usiamo un linguaggio un pochino attento, però in realtà dei testimoni in questo processo, la signorina Chiara Danese e la signorina Battilana Ambra, hanno detto cose di un certo tipo smentite da altri testimoni in riferimento allo stesso evento. Però io dia per scontato ci sono dei testi che hanno detto il contrario. Le racconto però le rievoco quello che hanno detto le due testimoni, che questa statuetta sarebbe girata tra le ragazze presenti che vi avrebbero simulato un rapporto orale, una fellazio. Ora, lei ha visto, con spirito di garanzia le ho chiesto se fumava, se si alzava, se si assentava, lei mi ha detto no, perché io sono una persona educata, sto a tavola. Sì. Ha visto questa scena che è stata descritta? No, non l'ho vista. Quindi non è accaduta? Io non l'ho vista, non è accaduta. Però immagino che lei non stia con le mani sugli occhi. No, però insomma, anche vedere... No, guarda, non voglio fare delle ironie, dottore, però siccome è stata descritta una scena che dovrebbe essere abbastanza prolungata, perché passava di mano in mano questo Priapo e non tutte, ma molte delle ospiti vi hanno praticato questa simulazione, diciamo, di rapporto orale. Quindi immagino sia stata una scena di qualche minuto, vabbè. Lei non l'ha vista? No. Non l'ha vista. Sempre queste due testimoni raccontano che già durante la cena e poi nella prosecuzione della serata, in quella che lei ha definito la taverna, ma che viene descritta come un locale nel piano sottostante della villa attrezzato a mo' di discoteca, vi sarebbero stati non delle normali danze o dei trenini di cui ci si disinteressa totalmente, ma delle interazioni, dei momenti di contatto sessuale fra le ragazze presenti e gli ospiti maschili, il dottor Berlusconi e l'ex direttore del TG4 Fede. Lei era presente all'interno della taverna? Io ero presente all'interno della taverna insieme a Danilo e al cameriere. Ecco, esatto, c'erano anche il cameriere. Perfetto. E non le ha viste queste scene? No. È sicuro? Sì. Sì, anche che gli sarebbero rimaste impresse. Assolutamente. Ecco. Quindi ne dobbiamo dedurre che sono state inventate, perché questi testimoni invece descrivono questo tipo di contesto. Io glielo faccio c'erano solo rilevare. Sì. C'è opposizione, questa è una considerazione. La procura la farà in sede di discussione. Diciamo che quindi sì, le valutazioni le si farà successivamente, però non mancheremo. Comunque, quindi, dottore, non ha visto queste scene. Bene.
Lei ha descritto l'ex consigliere regionale Minetti, la signora Minetti, come persona discreta, lo diceva in riferimento ai messaggi. Lei ha mai visto, per esempio, denudarsi utilizzando un vestito a strappo oppure fare dei balletti travestita da uomo e spogliarsi nel corso di queste serate? Spogliarsi no, non l'ho mai vista. Denudarsi mai. Ecco, però denudarsi mai. Ha visto qualcosa di simile? No, l'ho vista ballare. Beh, ballare, dottore, sinceramente ci mancherebbe, ma scene di questo genere non le ha mai viste, neanche da parte di altre ragazze. Neanche da parte di altre ragazze. Benissimo. Senta, Lele Mora lo sa chi è? Sì. Mediaticamente o lo conosce? No, l'ho conosciuto a una di queste cene. Benissimo. A quale, se lo ricorda? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda? Non me lo ricordo. Però l'ho visto, lo conosco già da qualche anno. Sì. Ma l'ha conosciuto per il tramite del dottor Berlusconi? Cioè, nel senso, alle serate del dottor Berlusconi? Credo che la prima volta, se ben ricordo, l'abbiamo conosciuto quando eravamo andati a mangiare da Cipriani in Sardegna, forse è lì che l'avevo conosciuto. Ristorante Cipriani? Sì. E poi dopo l'ho rivisto a casa dell'onorevole Berlusconi? Sì. Ad Arcore, intendo? Sì. Lei sa se Lele Mora aveva invitato delle ragazze alle serate del Presidente? Credo che le abbia invitate qualche volta, sì. Qualche volta ho visto che c'erano delle ragazze vicino a lui, sedute vicino a lui. Ma, ecco, questa è cosa diversa da... Esatto. La domanda è: sa se le aveva invitate? No, invitate non lo so, però erano sedute vicino a lui, parlavano con lui confidenzialmente, deduco che le avesse portate lui. Sì. Va bene, questi sono gli elementi da cui lei deduce questo. Ha mai visto arrivare fisicamente in macchina o a bordo di macchine messe a disposizione da Lele Mora delle ragazze a cena? No. Lei sa se Emilio Fede ha invitato delle ragazze alle scene del Presidente? Allora, invitato posso pensare di sì, portato non lo so, nel senso che normalmente quando finisce la seduta di fisioterapia io vado a fare la doccia e arrivo che hanno già servito l'aperitivo o hanno già iniziato, e poi a volte la gente arriva alla spicciolata. Quindi da che cosa lo deduce? Questo anche nell'interesse dell'imputato Fede, che abbia invitato delle ragazze, cioè qual è l'elemento su cui lei fonda questa deduzione? No, allora, gliel'ha detto lui per telefono? Lo deduco dal fatto che magari a tavola conosceva già la persona. Perfetto, questo è il suo elemento di deduzione, benissimo. E non si ricorda per l'uno e per l'altro, Fede e Mora, chi sono le ragazze che lei ritiene siano state rispettivamente invitate o portate alle cene di Arcore? No. Qualcuna, se non tutte? No, non ho idea. Non lo so. Non ho idea. La stessa domanda mi corre l'obbligo di porgliela con riferimento a Nicole Minetti. Lei sa se Nicole Minetti ha invitato o portato delle ragazze alle cene del Presidente? No, o meglio, so che veniva spesso con Barbara Fagioli, con Barbara Fagioli. Altre ragazze, so che loro due sono amiche, quindi loro sono sicuro, però altre ragazze non... Ma venivano insieme e voglio dire, lei non sa chi delle due invitasse l'altra. No, non ho idea. Esatto. Senta, lei è una persona molto vicina al Presidente, se non altro abbastanza, per ragioni anche proprio professionali, no? Sì. Ecco. E lei sa queste serate chi le organizza? Come facevano queste ragazze ad accedere alla residenza del Presidente del Consiglio? Cioè, nel senso, come arrivavano al cospetto ad avere un invito, ad accedere, a conoscere il Presidente, a partecipare alle sue serate? Se lo sa, No, non lo so. So che alcuni arrivavano in taxi. Non lo sa. Non lo so. Ecco, ma lei sa se venivano effettuati dei controlli sulle ragazze fisicamente, nel senso se potevano portare il cellulare, se era invece un accesso libero o se c'erano dei controlli anche di sicurezza? Credo fosse un accesso libero, non credo facessero dei controlli di sicurezza perché ho visto che avevano tutti i cellulari sul tavolo, ognuno aveva lì il cellulare. Cioè ognuno aveva il suo cellulare, non è che venivano lasciati su un tavolo, ognuno aveva il suo cellulare, alcuni lo mettevano sul tavolo, alcuni lo capito. Senta, ma esiste una segreteria alla villa di San Martino di Arcore, in cui il Presidente ovviamente si avvale per i assolutamente. suoi innumerevoli impegni? Assolutamente. E questa segreteria aveva contatti con le ragazze, nel senso
il corpo di guardia chiamava per annunciare chi era presente all'ingresso oppure lo facevano entrare sulla parola? Credo che, no, non lo so, queste cose non lo so. Vabbè, immagino, lei fa il fisioterapista. Sì. Benissimo. Senta, tutte le volte in cui lei ha assistito alle cene, c'era personale in servizio alla villa di Arcore presente per tutto il corso della serata? Sì, quasi per tutto il corso della serata. Diciamo che di tanto in tanto il cameriere si assenta, Certo, chiaramente, porta il piatto, il cucina, tutto. A parte quello, poi torna. Sì, però voglio dire, magari durante la serata, se il presidente Cantor racconta le barzellette, magari si assenta e poi dopo ritorna, sì. Ma anche però non è presente staticamente. Esatto. D'accordo. Ma nella taverna, come l'ha definita lei, Rectius discoteca, quello che è, Sì. c'erano i camerieri? Sì, normalmente si ferma sempre un cameriere perché fanno a turno chi fa la mattina e chi fa la sera, quindi c'è sempre un cameriere presente. Fa la mattina, fa la sera. Bene, lei ha detto che ha partecipato a numerose serate, ecco, le faccio rilevare che a parte Ambra Battilana e Chiara Danese, anche altre testimoni hanno descritto le serate nei termini in cui lo hanno fatto Battilana e Danese, ovvero con questi momenti di interazione fisica sessuale già a cominciare dalla cena, per poi intensificarsi all'interno del locale adibito a discoteca, e anche in momenti più intimi in una cosiddetta terza fase della serata per trattenersi in intimità col Presidente, secondo queste testimonianze che vengono contraddette da altre. Poi l'assegnazione della tendibilità la farà il Tribunale. Ecco, le ricordo che queste testimonianze sono quelle di Battilana, Danese, Tumini, Maria Magdum, Natascia Teatino, Iman Fadil. Lei conosce queste ragazze che le ho menzionato? Allora, Iman Fadil, no. Poi mi ha detto? Maria Magdum, serata del 12 luglio 2010. Non saprei. Maria, di nome? No. È una ragazza nordafricana. Maria no. Maria Magdum. Natascia Teatino. Natascia 6 gennaio 2011. Natascia non mi viene in mente niente. Non le viene in mente niente. È un'amica di Arisleida Espinosa, la conosci? Aris, sì. Aris, sì. Però questa ragazza, Natascia Teatino, non le dice niente. No, Natascia no, mi ricorderei il nome. Bene. Abbiamo detto Melania Tumini, 19 settembre 2010, e questo è un dato, penso, obiettivo, amica di Nicole Minetti. La conosce? Melania no. Le due, Ambra e Chiara, le abbiamo già parlato. Rimane Iman Fadil. Iman Fadil la conosci? Ha detto di no. Detto di no. Credo di no. Va bene. Queste ragazze hanno descritto le serate nei termini che le ho descritto, che lei, ripete, non ha mai visto. No. Sa se queste giovani donne si fermassero, alcune di esse si fermassero a dormire ad Arcore? Non ho idea. Però lei rimaneva a dormire. Io rimango sempre a dormire, sì. Però questo dato magari la mattina a colazione non le ha mai incontrate? No, perché le spiego, io normalmente dormo in una sezione distaccata. Ho capito. E la mattina mi alzo, tra virgolette, non presto, comunque cerco di allenarmi, per cui dopo io aspetto il Presidente allo Sporting e quindi non so se queste ragazze si fermano così, magari poi le ritrovo a pranzo, quello sì. Benissimo. E lei ha mai visto, essendo presente nell'abitazione del dottor Berlusconi, lo stesso consegnare delle buste ad alcune delle sue ospiti? No, mai. O dei denari? No. O buste contenenti denari? No. Non l'ha mai visto? No. Perfetto. Senta, le è stata contestata alla difesa Fede, io però dirò anche il numero del progressivo per consentire il controllo, il 953 del 4/9/2010, 14 e 18, l'intercettazione fra lei ed Emilio Fede. Sì. È stato un esame completo, io ci torno sopra solo su dei passaggi non esplorati. Ecco, lei a un certo punto, sì, ecco, sul discorso di dire fare ménage, il passaggio esatto è questo, sì. Guardi, dottor Puricelli, sì. Lei dice, Fede, fare così, sì, posso fare così, ma forse è la cosa migliore perché lui è contento che arriva una terza persona. Giorgio, esatto. Fede, esatto, incuriosisce, a me frega niente, 2, cioè c'è il problema delle altre 2, ma secondo me le altre 2 già la confabulavano forse per mischiarla, perché per me le altre 2 avrebbero anche voglia di fare ménage. No, ma no,
dice lei. No, non credo, secondo me. Non so, non credo. Lei dice questo. E Fede dice, e questa è un po' una ragazza un po' diversa, forse anche perché è molto più discreta, non è sguaiata, no? Esatto, ma poi sai, cioè questa qui, dice lei, è una piacenza, vabbè, una presenza, c'è scritto dopo, piacevole a tavola, no? Come a tavola è una presenza molto piacevole, nel senso, lo dice lei, che con lei puoi discutere, puoi parlare di calcio, puoi parlare di qualunque cosa. Fede, sì, con le altre due, che cazzo, non dicono una parola, vabbè, si figuri. E quelle due sono te, quelle, e lei dice, quando fai una battuta non capiscono niente. Fede, sono terrificanti. Allora, innanzitutto a chi si riferisce? Dottor Credo Felice? che si riferiscano a Caterina e alla sorella. Benissimo. E andiamo avanti, perché è lì che voglio arrivare. E non capiscono niente, dice lei, quando fai una battuta sono così, non sorridono quasi mai. No, sono sempre con questa faccia arrabbiata, terribili, con queste facce allucinanti, dice Fede, Madonna, ma lui però le deve sganciare, dice Fede, ma non si diverte con queste. E lei dice, lo so, ma c'è dietro la terza, la sorella, lì che gli rompe. Fede, sì, c'è dietro la più grande che è Fede, è peggio, c'è la più grande che è una roba vuoto di registrazione, Fede, vuoto di registrazione, cioè non c'è captazione, c'è in questi. Allora, sembrerebbe, non voglio commentare, cosa vuol dire la più grande, cioè cosa vuol dire questo passaggio? Berlusconi non può sganciare Caterina perché c'è la sorella grande che è una cosa brutta, cosa vuol dire? No, so che, allora, praticamente sono 3 sorelle. Sì, questo lo sappiamo. Ok, la maggiore, diciamo, è quella che, come dire, a volte chiede che possano studiare inglese o cose di questo genere, quindi insomma ha a volte delle pretese, no? Perché, scusi, la più grande vive anche lei? No, l'ho vista forse 1 o 2 volte. E cosa vuole, studiare inglese? No, appunto, chiedeva magari se potevano studiare inglese le sorelle. E quindi, diciamo, non la riesce a sganciare perché lei vuole studiare inglese? No, anche queste ragazze che cercano in tutti i modi di mettersi in mostra e quindi non riesce a sganciare, cioè è difficile mandarle via, tra virgolette, no? Non ho capito. No, veramente nemmeno io. Però. Me lo spiega? Cioè, magari, anzi sono fastidiose, per cui forse viene più la voglia di... No, nel senso che loro cercano di essere simpatiche e tutto, no? Nel senso che... Non mi pare, perché pare che si siano sempre comunque... Simpatiche nei confronti del Presidente. Chiaro che poi magari se tu gli parli in italiano non capiscono troppo quello che gli dici. Ancora non ho capito. Posso, signor Presidente? Certo, no, Prego, perché mi piacerebbe capire qual è il motivo per cui non potevano essere sganciate per via di questa sorella maggiore. Esatto. No, ma non credo, allora non è la sorella maggiore che impedisce che vengano sganciate, sono loro che sono pressanti perché cercano sempre di essere presenti alla cena. Ma lei la sera del 4 settembre era all'ESA, a Villa Campari, che è una residenza, un'abitazione del dottor Berlusconi, corretto? Sì. Lei ricorda di aver avuto un colloquio con Iman Fadil, con questa ragazza, cos'è, tunisina? Marocchina? Un colloquio, di avere parlato alla presenza di questa ragazza, in riferimento a Caterina e alle sue sorelle. Io non me lo ricordo, non so neanche se questa ragazza era presente, cioè, però magari l'ho vista la prima volta, non lo so, no, ma non credo fosse presente. Lei ricorda che nei suoi dialoghi si sia fatto riferimento a una potestà ricattatoria della sorella più grande nei confronti di Silvio Berlusconi? No. Cioè lei nega questa circostanza, Sì. quindi? Benissimo. Senta, lei le è stato chiesto se conosceva El Marug Karima detta Ruby. Sì. Mediaticamente, ovviamente. Sì. Magari è stata anche rinverdita la sua memoria, la conosce, ma lei ha detto di non averla mai vista lì. No, non credo di averla Ma mai vista. discorsi su Ruby li ha sentiti nel corso delle serate? No. Cioè non ha mai sentito parlare di Ruby nel corso delle serate? Di quelle serate del 2010 no, dopo Diciamo chiaramente... dopo il 27 maggio 2010, quindi ci spostiamo sull'estate del 2010, giugno, luglio, agosto, settembre e fino al gennaio 2011. Lei è andato ad Arcore, ad Arcore, a Villa Campania, non ha mai sentito parlare di El Marug Karima? No. Mai? No, nel 2010 no, l'ho appreso dai giornali. Lo ha preso dai giornali. Lei conosce Loddo Miriam? Miriam
Credo di averla vista, sì, di conoscerla. Garcia Polanco, Maristel Garcia Polanco. Maristel, sì. Visane Ioanna detta Annina. Ioanna, sì. Senta, lei sa se alcune delle ragazze che frequentavano più abitualmente le feste di Arcore disponessero di case in via Oggettina? No, non lo sapevo. Cioè questo fatto non le risultava? No. Non le risultava. Lei conosce il ragionier Spinelli? Sì. Sa se il ragionier Spinelli e alcune delle ospiti femminili di Arcore avessero contatti telefonici o personali? Non ne avevo la minima idea, l'ho preso dai giornali. No, quello che ho preso dai giornali non... Ok, non lo sapevo. Non ci interessa, diciamo, nel senso che è un fatto mediatico. Quindi non le risulta questo tipo di... Quindi non sa nemmeno se il dottor Berlusconi metteva a disposizione delle case di alcuni dei suoi ospiti. Lo ha letto sul giornale, sì. Però in allora non le risultava. Non mi risultava. Senta... Non sapevo neanche che esistesse l'oggettino. Ma... Benissimo. Ascolti, c'è questa testo SMS che è sempre del 4 settembre 2010, è in entrata sull'utenza di Nicole Mignetti con lei, sì. Dove dice ok, coordinati con Emilio Fede, potete dormire qui se volete. Questo coordinamento a che cosa si riferisce? Come dicevo prima, se vengono da Milano, so che Emilio Fede forse doveva andare a Venezia, avrebbero dovuto coordinarsi o per venire insieme o per arrivare ad un'ora che poteva essere corretta per iniziare la cena. Quindi era un coordinamento logistico? Sì, assolutamente. Senta, lei ricorda se la serata del 22 agosto, quella del Priapo per intendersi, fosse presente anche due onorevoli, l'onorevole Licia Ronzulli, deputato europeo, e l'onorevole Maria Rosaria Rossi, deputato... Sì, c'erano anche loro. Sì. Se le ricorda? E il marito di Licia Ronzulli? Sì, c'era anche lui. Non mi ricordo come si chiama. È irrilevante, è lui. Sì, no, c'era il marito... Non è irrilevante lui, è irrilevante il nome, naturalmente. Certo, se lo la Cerioli, dottor Cerioli. Se li ricorda questa persona? Sì, mi ricordo, sì. Perfetto. Bene, dottor Forno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, prima quando ha risposto alle domande del difensore di Emilio Fede, alla domanda se con riferimento alla serata a cui avevano partecipato tali Ambra e Chiara, sì, che noi abbiamo identificato, le era stato chiesto se c'erano delle persone travestite da infermiere, lei ha detto quella sera no. Sì. Quindi ci sono altre sere in cui persone di sesso femminile si travestivano da infermiere? Sì. Ci può dire quali sere? Non me la ricordo. Ma lei aveva un ricordo per quella serata come se si trattasse di ieri sera? Beh, chiaro, con quello che leggo sui giornali ho fatto un monte locale. Ma lei non deve essere informato su quello che legge sui giornali. Ma li leggo. Lei deve dire quello che ricorda di suo, se no dobbiamo dare per supposto ho cercato di fare mente locale tutto quello che lei ci ha detto è frutto di letture sui giornali. Ho cercato di fare mente locale su quella serata lì, ecco, perché era la serata diciamo ecco, ci dica delle serate in cui c'erano delle donne che si travestivano da infermiere. Ci sono state delle serate in cui alcune ragazze sono travestite, una ragazza forse, perché si è travestita da infermiera, e altre invece avevano una maschera da politici. Da politici. Sì. Ecco, chi era la donna travestita da infermiera e quando questo è successo? Quando è successo non lo so, credo che la donna vestita da infermiera una volta sia stata Roberta che... Non era travestita da infermiera, era infermiera. Lei è anche infermiera. Perché dice travestita? Perché dice travestita? Era vestita da infermiera. Vestita. Prima si è parlato di travestite da. Sì, perché era durante la serata, no? Quindi voglio dire, non è che uno... Non c'era bisogno dell'infermiera. No, non è che uno durante la serata nella taverna si veste da infermiera.
quindi era travestita da infermiera. Ho capito. No, mi spieghi, arrivava con un abito normale e poi indossava Esatto. così? Esatto. Ok. Ecco, questo travestimento aveva qualcosa di particolare o era non destava particolare, diciamo, non presentava altre particolarità? Mi riferisco al fatto che oltre al, diciamo, non so come si chiama, il camice da Sì. infermiere, c'erano altri indumenti? No, c'era il camice da infermiera, credo che abbia avuto una croce rossa qui forse. se E mi nient'altro ricordo. Nient'altro. sotto? Quindi era priva di altri vestiti? No, non lo so, aveva sul camice, non so se Aveva sotto... solo sul camice? Aveva il camice e sotto non so, credo che fosse vestita. Se non si spoglia credo sia vestita una persona. Lei sa spiegarsi questo travestimento da infermiera, che ragioni avesse? No, non ho idea. In posizione ci chiedono delle valutazioni al No, test. nel senso che cosa ha fatto vestita da Ha fatto una danza vestita da infermiera. una danza? un balletto. Un balletto, ok. E questo era Roberta? Sì. E ci può dire Sì, la sì. data esatta? No, assolutamente no. Quindi lei ricorda solo la data in cui c'erano Chiara, Ambra e Chiara? Perché ho fatto mente locale sulla base di quello che ho letto. Le altre serate sono tutte serate similari tra loro, quindi non posso ricordare la data di quando è venuto questo balletto. Ho capito. Così come non ricordo la data di quando hanno messo le maschere dei politici. per Ho dire. capito, ho capito. Ma si Va bene. ricorda chi aveva indossato le maschere dei politici? No, non ho idea. E di quali politici si trattava? Penso D'Alema, il presidente, C'era anche chi metteva la maschera del presidente? Sì. Ok. poi non mi ricordo più, forse Casini. Forse Cassini. E con queste maschere, indossate queste maschere, cosa facevano le persone? Danze, balletti, ironici. Ironici, ok. Io non ho altro da chiedere. Le parti civili. Grazie Presidente. Avvocato Bugnano per la parte civile Ambra Vattilani. Buongiorno. Chiedendole uno sforzo di memoria, nel senso di ricordare quello che ha visto la serata del 22 agosto e non quello che ha letto sui giornali, Sì, che ricordo ha di Ambra Vattilana? nessuno. Nel senso che ricorda di averla vista, Sì. questo sì. Una delle tante ragazze, carina. Ok. Non ricorda dove era seduta, che cosa, se è accaduto qualcosa, no. Per esempio dove era seduta, se lo ricorda. Forse era seduta, dunque, forse era seduta alla mia destra, sì. Però non saprei chi sia. Però se dovessero venire queste due ragazze qui, io non saprei chi è chi, non saprei riconoscerle. Vabbè, ok. Quindi possiamo dire che della serata del 22 agosto lei non ha alcun tipo di ricordo, se non per quello che ha letto sui giornali? Assolutamente, se no sarebbero state completamente a me sconosciute. Ecco, e a questo proposito vorrei che ritornassimo un attimo sul discorso della statuetta. Sì, Della statuetta lei si ricorda perché se ne ricorda per quella serata o perché lo ha letto sui giornali? no, me lo ricordo di quella serata. Presidente, scusi, tutte le domande sono state già fatte in esame e in controesame dal pubblico ministero. Vabbè, Possiamo repetita continuare iuvant. all'infinito, però ha già risposto il test. Sì, ha già risposto, era come dire una precisazione sulla... Ma perché segue una domanda? Va bene, avvocato, ho capito, ha già risposto, andiamo avanti. Segue una domanda a questa precisazione, Sì, che è mi dica. questa. Lei ricorda che la statuetta sia stata utilizzata in altre serate? Forse l'ha fatta vedere ancora 1 o 2 volte, forse, Forse l'ha fatta vedere chi? il cameriere. Sempre il cameriere, ok. Ecco, ma mi può spiegare un po' meglio come è avvenuta
la scena? C'è opposizione, c'è stato Perché, oggetto avvocato? di domanda. No, non l'ha descritta No, come non è l'ha descritta, arrivato. io non ho Ha detto sentito. che la porta del cameriere che ha girato. Però no, non ha detto neanche che ha girato. No, Ha detto che il cameriere ha premuto la Vogliamo, testa. possiamo risentire, ha detto che hanno spinto un bottone, un Non qualcosa. possiamo risentire. Comunque ha detto che l'ha spinta, e quindi io ho chiesto chi fosse, e lui ha detto il cameriere ha spinto la testa. È così? Esatto. Ok. Allora, dunque, questo ci spiega un attimo. sì, questo cameriere... Siete a cena, Ok. arriva questo signore... Sì. con Questo questa cameriere testa, aveva e che succede? portato questa statuetta dall'Africa e quindi l'aveva mostrata, aveva fatto divertire tutti e quindi è stato portato nella sera del 22-24 e probabilmente anche qualche altra sera. Si fermi un quindi era- attimo. scusi. Allora, che l'avesse portata all'Africa, Sì. lei lo sa perché? Perché l'aveva detto lui, il cameriere? Il cameriere, Sì. in quella serata o in un momento precedente? No, prima. Prima. Quindi l'aveva già vista lei quella statuetta? Quella statuetta lì credo che l'abbia vista il giorno stesso, Quale giorno stesso? il 22. L'ho vista prima, sì, l'ho vista della prima, cena. sì, prima della E cena, il cameriere le ha spiegato che veniva dall'Africa. che veniva dall'Africa. Ok. Poi l'ha portata lui durante la cena. Sì, E poi è successo quello che lei ha detto, ha premuto un paio Sì, di volte la testa, sì, si sono esatto, fatti un po' di esatto, risate, eccetera. esatto. Ok. Quindi la statuetta è stata acquistata dal Il cameriere in Africa? sì, Penso di l'ha sì, portato lui sì, dall'Africa. l'ha portata lui. Bene. Volevo chiederle che cosa intende lei per atteggiamenti sessuali o scambi di natura sessuale? No, aspetti. No, Presidente, sa perché? Io mi sono appuntata esattamente la domanda della collega Guarini, che allora ha ci chiesto al spiega. teste, ha visto atteggiamenti sessuali o scambi di natura sessuale fra il mio assistito, il Presidente Berlusconi e le ragazze, e il teste lo ha escluso, quindi io volevo capire, per escluderlo, che cosa lui intende per atteggiamenti sessuali o scambi sessuali, se no non capisco come si possa escludere una cosa. Il senso, voglio dire, è quello. Comune. Ecco, è un senso comune e credo che ovviamente a questo ci dobbiamo riportare. Come Va del bene. resto, mi attengo corregga al se senso- sbaglio, si è riportato lei, al senso comune di Senso comune, atteggiamento sì, sessuale. sì. Ok. Va bene. L'avvocato della difesa di Emilio Fede le ha ricordato una serie di telefonate Sì. intercorse fra lei e il suo assistito. Volevo chiederle, lei ricorda se c'è stata un'occasione in cui lei ha telefonato al dottor Fede chiedendogli espressamente di portare alcune ragazze su indicazione di Berlusconi sul lago? No, non mi ricordo, assolutamente. Non si ricorda o lo esclude? No, lo escludo. Non ricorda quindi di una telefonata che lei ha fatto al dottor Fede in cui diceva, su indicazione di Berlusconi, di portare sul lago Minetti, Fagioli e Manfadil. Non mi ricordo. Quindi non si ricorda, Non mi ma ricordo. non lo esclude. Non mi ricordo, lo escluderei ma non mi ricordo. Non lo escluderei con certezza. Va bene, la ringrazio. Le altre parti civili? Buongiorno, Buongiorno. avvocato De Domenico per i Manfadil. Ok. Allora, la prima volta che le hanno chiesto se conosceva i Manfadil, lei ha risposto no, però se la vedo potrei riconoscerla. Sì. Io chiedo di poter mostrare una foto Sì. al dottor. È una foto su un Sì, cellulare, su ma internet. Vediamo. magari le parti la guarderanno un attimo per vedere. L'altra volta l'hai fatto, lo trovo una scena testimone. Sì, no, ma la guardi prima lei, avvocato. Devi guardarla prima lei. La controllate, fatemi questa cortesia, se rappresenta la persona di cui parliamo. Avvocato Righi, la prego, diamo atto, lo guarderà anche il collegio, diamo atto di che si tratta. Sì, possiamo garantire alle parti che trattasi di una persona che
è nota in questo processo. Sì, ok. Dunque, Allora, avendo visto la foto, una ragazza così potrebbe essere stata alle cene, nel senso, però non la conosco. potrebbe essere stata alle cene, si ricorda quante cene e dove? No, minimamente. Cioè, non, nel senso secondo me, credo di non conoscerla. Crede di non conoscerla. Sì, credo di non conoscerla, di non averla mai vista. Anche avendola vista. Sì. Allora, io so che è già stato argomento le intercettazioni, però chiedo di poterle rileggere perché ho delle domande diverse. Sì. Allora, le parlo di un'intercettazione progressivo 966 del 4/9/2010 alle ore 17:19. Sembrerebbe anche dal suo racconto che questa giornata, questo pomeriggio, era il pomeriggio antecedente alla serata che lei poi ha descritto, trascorsa a Lesa. Salto la prima parte, Emilio Fede, le ultime righe, dice: adesso faccio venire a prendere, come si chiama? Emilio e lei risponde Iman. Emilio, rumori di sottofondo, e lei dice ancora Iman, sì. Non saprei, forse me l'ha detto prima lui, ma non Quando? Non in quella telefonata, perché non in quella telefonata, non risulta non lo so. registrata. Non risulta registrata, non saprei. Guardi, A chi si riferiva con questo nome Iman? non ho la minima idea. Cioè, Non lo so. Per lei quel nome rappresentava, si collegava a qualche persona oppure era un nome buttato lì? No, sicuramente se l'ho detto è un nome di una ragazza a cui facevo riferimento, però non credo fosse Iman Fadil, forse un'altra ragazza, non lo so. Un'altra ragazza? Non lo so. Va bene. Allora, mi permette... Hanno dei nomi, cioè, ci sono molte ragazze con dei nomi Sì, strani. però è molto preciso nel dire 2 volte Iman, il nome. Anzi, è Fede che non lo ricorda, lei glielo ricorda. Non c'è nella telefonata magari Emilio Fede che mi dice prima il nome? Evidentemente no. Vabbè. Evidentemente no. Ok. Però a questo punto le rileggo la telefonata precedente, Ok. Questa era quella delle 17, invece c'è la telefonata delle 14:18, progressivo 953, che in parte le ha già letto la collega, però c'è un passaggio che poi le formulo la domanda. Allora, che appunto un pezzo gliel'ha già letta, però gliela rileggo. Sì, poi, questo è Fede, sì, poi, non so se portare, non gli ho chiesto se vuole che porta questa qui, perché a lui gli piace questa qui. Giorgio risponde molto, Fede no, Giorgio risponde sì, risponde Fede. Giorgio dice gli piace. Fede dice vero? Giorgio dice sì. Fede dice ma lui, ecco, vorrei fargli capire che non è la mia donna, capito, frega cazzo, a me hai capito. Giorgio dice ho capito. Poi Giorgio dice comunque insomma voglio dire è una carina, è una che anche ieri poi mi diceva insomma è una che non è mai oltre misura, è una che sta al suo posto. Lei dice che anche ieri poi mi diceva, a chi si riferiva? Se vuole... Non lo so, mi fa delle domande, adesso una telefonata. Sembrerebbe che lei parla a Fede di una ragazza di cui ha già parlato con qualcun altro. Non so, io credo che questa già prima ci ha detto che a sua memoria dovrebbe essere Roberta Bonassia. Sì, secondo questa me persona con cui aveva parlato di Roberta Bonassia, così come sembrerebbe alla telefonata, si ricorda chi è? No. Quindi non è Roberta Bonasia? No, allora secondo me la persona di cui stiamo parlando, come dice il signor giudice, secondo me stiamo parlando di Roberta Bonasia. E infatti questo lei l'ha detto Ok. e lo sta ribadendo. La domanda ulteriore che le poneva al difensore è se si ricorda con chi il giorno precedente aveva parlato di Roberta Bonassia. Lei dice non me lo ricordo. Ok, va. Vado avanti, sempre la stessa telefonata, Fede dice no, Giorgio dice piacevole, Fede dice sì, poi a lui gli fa piacere che lei sa tutto di calcio, quindi questa Roberta Bonasia sapeva tutto di calcio. Sì, una che leggeva la Gazzetta, sì, che si dava da leggere. Lei
lei va avanti e dice esatto, è una bella presenza comunque e quindi io gli posso dire che posso mandare avanti lei e questa gliela già letta e Sì. non vado avanti. Allora salto, arrivo a pagina 60 in fondo. Fede dice, però mi ha detto, poi ci sentiamo pomeriggio e io quindi posso anche chiamare e dirgli, senti, io ho questa cosa e però se vuoi portare anche quella, ma poi che ci fa con vuoto di registrazione sapendo quell'altra così gelosa? E lei risponde, sai, tanto fa se... puntini puntini, fa serata e le altre due tanto non, puntini puntini, non lo mollano un secondo. Cosa vuol dire sai, tanto fa se, puntini puntini, fa serata? Fare serata vuol dire fare la cena, no? Fare la serata, stare insieme durante tutta la cena con canti, musica e barzellette. Fare serata. Ed è sempre Roberta Bonasia. Penso che il soggetto sì, sia lei. Ok. Così l'ha già detto. Per finire, pezzo finale, pagina 61, la telefonata si conclude così. Giorgio dice, puoi fare così. Fede dice, l'idea, faccio accompagnare lei. Giorgio dice, sì, parlo con lui, faccio accompagnare lei. E così va. E Giorgio saluta, è una buona idea. Faccio accompagnare lei, presumo, le chiedo, alla serata stessa, lì a Lesa? Penso di sì. Ma c'era Roberta Bonasia a Lesa? Adesso non mi ricordo, probabilmente sulla base di questo, probabilmente sì, però non mettere la mano sul fuoco. Io mi ricordo quello che ho detto prima, che erano Barbara, Nicola, Caterina ovviamente. Caterina, quella del lago, Lisa, e forse c'era anche, come si chiama? Ioanna forse. Ioanna. E Manfadil non c'era. Iman Fadil, no. Ha detto no, che non la credo. conosce, che non l'ha vista, le è stata mostrata una fotografia e ha detto che non l'ha riconosciuta. Avvocato di momento. Allora, senta, Avvocato. vedi, stamattina è camomilla, non lo so io. No, veramente, guardi, è difficile lavorare con un borbottio, perché bisogna seguire il test, seguire le domande, capire se vanno bene. Ti è più tranquillino, perché per me è faticoso. Allora, la serata di Lesa, lei ha già riferito che questa Caterina sta male. Sì. Ci può dire in che modo sta male? Credo che abbia avuto forse un pochino troppo di vino, forse. quindi Aveva mal di stomaco e poi era un po' irritata, secondo me, dalla presenza delle altre ragazze. E si è allontanata poi dalla cena? Sì, dopo è andata a letto perché stava male. E poi ha fatto rientro poi nella cena o è andata? Non lo so perché dopo io sono andato via. Senta, una domanda. Lei ha riferito di aver partecipato a serate anche precedentemente al 2010-2009. Sì. Ecco, queste serate erano sempre con la presenza di diverse ragazze, come le ha descritte? Sì. E quindi precedentemente al 2009 a queste serate non partecipava mai l'allora moglie dell'onorevole Berlusconi? No. Mai. Lei poi ha riferito prima ha accennato di una moglie, la sua, ha fatto riferimento a sua moglie, prima, mentre... Sì, che a volte si voleva telefonare a sua moglie. Sì. Ha fatto riferimento, ha mai partecipato sua moglie a queste cene? Posso chiederle come mai? Mia moglie e la mia famiglia non vengono mai quando io sono via per lavoro, lavoro. Ok, non ho altre domande. Altre parti civili? Allora, la difesa Mora aveva rinunciato all'esame, vuole condurre il controesame? No. Altre domande all'avvocato? Prego. Riparto dalla telefonata che le ha appena ricordato la mia collega e torno sul passaggio nel quale si fa riferimento appunto a queste altre due ragazze e alla voglia di fare ménage. Quindi, questo brano le è stato letto da me, le è stato riletto dal pubblico ministero che peraltro le ha letto correttamente anche la risposta, perché a questa domanda di Fede lei risponde no,
Non credo, secondo me. Non so, non credo. Quindi lei dà una risposta Sì. alla domanda di Fede. Lei ha interpretato, o perlomeno ha spiegato, tutti i passaggi così un po' criptici di questa conversazione dicendo ma ci riferivamo all'intrattenimento, alle serate, al divertimento, quindi ha escluso qualsiasi altro tipo di intrattenimento, in particolare intrattenimento di tipo erotico-sessuale. Sì. L'unico pezzo che invece interpreta in questo modo, cioè in modo un po' diverso, è il passaggio sul menage, al quale però lei risponde di no. Alla luce di tutto quello che lei ha sino ad ora risposto, è convinto di questa risposta? Ho convinto, scusi? Convinto no. Mi sono espressa male, nel senso... rimettiamoci in... Ritiro la domanda certamente mal posta e le chiedo, recuperando quel passaggio, ripassando nella sua mente quella telefonata, vuole aggiungere qualcosa a quello che ha già detto? No, credo di aver detto già parecchio su quella telefonata. No, questo passaggio? No, su questo passaggio credo di essere stato abbastanza chiaro. Parliamo di una deduzione, in fin dei conti, un'interpretazione, quindi voglio dire. Ad altre domande? No. No, Presidente. Grazie, può andare. Grazie, gentilissima, grazie.